insieme alla mia famiglia abbiamo costituito una società agricola di tipo familiare, appunto, nel 2013, e in quell'anno abbiamo acquistato i terreni qui intorno e abbiamo cominciato a coltivarli con metodo biologico certificato fin dall'inizio. Coltiviamo verdure miste, patate, il mais marano, il frumento che trasformiamo poi in farina, e quindi abbiamo una buona disponibilità di materie prime. Abbiamo una parte, diciamo, di fondi che ci permettono, ci aiutano per coltivare il fondo agricolo, quindi per il sostegno per il biologico, il mantenimento dei prati, la gestione sostenibile dei prati, che quindi è un po' la base, diciamo, della nostra azienda, perché tutto il cibo che usiamo in qualche modo da qua scende giù nella struttura, nella cucina. E infatti una parte del PSR l'abbiamo utilizzata, una misura appunto della fattoria didattica, per ristrutturare l'edificio in modo che fosse utilizzabile per accogliere le persone, per accogliere i bambini e avere anche una cucina dove trasformare i nostri prodotti. La cosa più bella è seguire un po' il ritmo delle stagioni che ci sono, vedere la natura come si trasforma giorno per giorno e come anche i tuoi lavori in qualche modo sono un po' accordati a questo variare del tempo, se è brutto, se piove, se c'è il sole, e anche prevedere come sarà e un po' mettersi il più possibile in sintonia con la natura e vedere poi che i frutti li prendi in mano dal terreno, li raccogli, li dai a qualcun altro, li porti in cucina e vengono lavorati per essere assaggiati da altri, ti gratifica tanto. PSR mi ha insegnato un approccio, diciamo, un po' diverso rispetto a quello magari di alcuni decenni fa, dove ci ha portato a non considerare solo i prodotti in sé che produciamo come l'unica fonte anche di reddito dell'azienda, diciamo, ma avere un approccio più globale, quindi non vedere solo la nostra singola azienda, ma vederla un po' inserita anche nel contesto del territorio. Quindi qui siamo in zona montana, cercare magari anche, vediamo che il PSR stimola molto le varie aziende agricole anche a cooperare tra di loro, a fare dei progetti insieme, quindi vediamo che l'indirizzo del PSR è questo e pensiamo sia la chiave del futuro, e stiamo anche cercando con altre aziende del luogo di cominciare un po' alla volta a lavorare in sinergia, pensiamo sia importante. Io penso sia sempre più fondamentale che l'agricoltura meriti in qualche modo questi contributi di cui già beneficia, perché indirettamente l'agricoltura produce dei benefici sul mantenimento del paesaggio, sulla tutela delle acque, anche sullo sfalcio stesso dei prati, che altrimenti sarebbero ancora più abbandonati di come comunque già sono.